di questa cosa voglio parlarne, io non porto più video come prima di tutto perché non mi va di parlare a vuoto, due, non ho neanche tempo per girare video e pubblicarli sul canale, però di questa cosa voglio parlarne. Parliamo di 17 Re, o meglio del singolo che i fan, quelli diciamo affezionati al periodo storico, aspettavano da 40 anni, perché il disco 17 Re aveva all'inizio del progetto un brano omonimo che doveva far parte della tracklist dell'album, no? E parliamo di 17 Re, che è un album storico, l'album diciamo definito la pietra miliare del progetto Litfiba, album del 1986 che doveva avere all'interno il brano omonimo 17 Re, appunto un album di 16 tracce, quindi un doppio che i fan conoscono benissimo, soprattutto quelli legati molto soprattutto al periodo creativo dei Litfiba e quindi degli anni 80. È stato pubblicato oggi 17 aprile 2026 un singolo 17 Re che praticamente anticipa quello che sarà il tour celebrativo, un tour dove si suonerà principalmente 17 Re, le canzoni dell'album. È stato pubblicato questo singolo, ora non so se è spacciato per quello che tutti si aspettavano da 40 anni, un brano praticamente scartato nel 1986 che non è mai stato né suonato né pubblicato dai Litfiba e che negli anni ha creato diciamo una curiosità e un mistero che ha portato i fan a chiedere a gran voce di poterlo ascoltare. È stato pubblicato questo singolo dal nome 17 Re che ho ascoltato un paio di volte, confrontandolo ovviamente con quello che è il testo originale del pezzo originale. Il pezzo originale non è stato pubblicato, ok? Ma il testo sì, è pubblico da 40 anni, quindi il testo lo conosciamo, non conosciamo la canzone che non è mai stata pubblicata, e quindi ho ascoltato questo singolo che è stato pubblicato dai Litfiba qualche ora fa, confrontandolo con il testo originale. Il brano è fruibile sulle varie piattaforme, anche in radio, quindi lo si può ascoltare tranquillamente. Quindi confrontando il testo di questa rivisitazione, va, definiamola così, del brano originale, sinceramente c'è poco e niente. Vi dico subito cosa c'è. Ci sono 2 righe del brano originale, il resto è un testo completamente nuovo. Questa pubblicità che è stata fatta negli ultimi giorni così sui social, sulle pagine del gruppo, dava un po' la percezione, un po' l'idea della chiusura di un cerchio, visto che, ripeto, i fan affezionati soprattutto a quel periodo e a quell'album in particolare aspettavano da 40 anni, nelle scorse ore lasciava presagire alla chiusura di un cerchio. Ripeto, ho ascoltato il brano 2 volte, praticamente l'unica cosa che lega, diciamo così, il brano originale a questo singolo pubblicato qualche ora fa, le prime 2 righe del testo. 17 Re chiusi in un quadro dove la luce genera mostri, dopodiché il testo cambia completamente rispetto all'originale. Io penso che questa sia semplicemente una trovata commerciale, probabilmente secondo il loro punto di vista, secondo il punto di vista di Piero, Ghigo, Gianni e Antonio. Probabilmente non era radiofonico, perché il brano è in rotazione in radio, se non sbaglio, e soprattutto è in vendita in formato vinile, quindi è partito già il pre-order del vinile, e quindi probabilmente la scelta è stata fatta più per un discorso radiofonico e di mercato. Questa è l'unica spiegazione che posso dare, che riesco a dare a questa cosa. Io non amo fare molto questi video perché recensioni forse non ne ho mai fatte in vita mia. Non lo so, non penso di averlo fatto, soprattutto su YouTube, su questo canale, ma in generale non mi pare di aver fatto delle recensioni. L'unica cosa che posso dire è che questa volta mi andava di parlarne perché leggendo anche
una storia pubblicata diverse ore fa da Gianni Maroccolo che giustifica praticamente la scelta di cambiare il testo semplicemente per avvalorare, diciamo così, l'idea di scartarla allora, proprio perché secondo loro non adatta, non funzionale, diciamo così, al discorso dell'album, dicendo se ci fosse piaciuta l'avremmo pubblicata allora, una cosa del genere. Ecco, leggo la storia condivisa da Gianni Maroccolo 22 ore fa, sono le 3 di notte, quindi 22 ore fa. A rigor di logica, se la versione di 17 Re dell'epoca ci fosse piaciuta, l'avremmo inserita nell'album nel 1986. Ovvio quindi che quella pubblicata oggi sia diversa dall'originale 16/4/2026. Mi si corregga se sbaglio. Perché chiamarla 17 Re? Queste sono trovate commerciali, ragazzi, pensateci, queste sono trovate commerciali. Nome dell'album storico dei Litfiba, nome del tour celebrativo 17 Re, 40 anni di 17 Re, testo cambiato probabilmente per una questione commerciale, ok? Commerciale e radiofonica, per poterla, diciamo, divulgare, diciamo così, pubblicizzare in radio, ingolosire i fan affezionati a quel determinato periodo, a quel determinato album, e nello stesso tempo come dire, guadagnarsi una fetta anche di persone nuove che magari, per avvicinarle, diciamo così, alla musica dei Litfiba, anche se i Litfiba non ne hanno bisogno perché i Litfiba sono conosciuti e riconosciuti a livello italiano da sempre, quindi però io la vedo più come trovata commerciale, un testo radiofonico è vendibile per ingolosire i fan chiamandolo 17 Re e per avvicinare anche altra gente alla loro musica, anche se ripeto non ne hanno bisogno perché i Litfiba sono conosciuti e riconosciuti da sempre a livello italiano, quindi non ne hanno assolutamente bisogno, probabilmente perché il testo originale non è radiofonico, probabilmente in radio non ci va. Questo è il testo originale del brano originale, mai pubblicato in 40 anni e che probabilmente mai verrà pubblicato. Parliamo di testo, perché ripeto, la canzone non è mai stata pubblicata. Allora il testo è questo, il testo originale, il testo di questo brano nuovo, di questo singolo. È inutile che ve lo legga perché è disponibile su tutte le piattaforme, in radio, quindi lo si può ascoltare tranquillamente. Allora, testo originale 17 Re, brano mai pubblicato nell'album 17 Re del 1986. 17 Re, chiusi in un quadro dove la luce genera mostri. Queste sono le uniche due righe presenti nel nuovo, ok, nella nuova canzone. Da questo momento in poi il testo della nuova canzone con il testo originale che vi sto leggendo non c'entra nulla. Lo scettro, una spada che vuole sangue per conquistare. La corona, un imbuto di colore, un solo colore. 17 re, chiusi in un quadro, fanno la guardia al sepolcro e ad un mito di cenere. 17 re vogliono sangue per conquistare un potere, un denaro, un tutto. E potere sarà, il denaro sarà per tutti. Chi non avrà, chi ha già avrà di più, sempre di più. 17 re, Dio salvali. 17 re, Dio salvami. O ci uccideremo anche per l'ultima pietra. Questo chiaramente non è un testo radiofonico, perché sappiamo bene come funziona, no? Quindi per far girare il brano in radio, come si fa? Hanno deciso quindi di cambiare le carte, il testo. Musicalmente non lo so, musicalmente
c'è qualcosa di, come dire, simile alla versione originale, non lo so. Per quanto mi riguarda, dopo averla ascoltata un paio di volte, per me c'è poco dell'atmosfera caratteristica di quell'album, dell'album 17 Re. La produzione è moderna, non ha nulla a che fare con quel periodo, con quel modo di produrre musica. A me sembra un brano di Pelù, con la partecipazione di Chico Renzulli, Gianni Maroccolo e Antonio Aiazzi. Cioè, sembra un brano del progetto personale di Pelù, più che un brano d'Elite FIBA. Ovviamente con il basso di Gianni Maroccolo, la tastiera di Aiazzi e la chitarra di Chico, che sicuramente caratterizzano il suono rispetto ai brani di Piero con altri musicisti, però è come dire, lo stile, il modo proprio di articolare, va, diciamo così, legare, caratteristico più di Piero Pelù che dei Litfiba. Sono due cose completamente diverse, senza entrare troppo nei particolari. Secondo me la decisione di cambiare il testo è nata, secondo me, per girare in radio e per vendere. Se avessero dato ai fan l'opportunità di ascoltare il brano originale mai pubblicato così com'è, oppure registrato da capo, però mantenendo fedelmente l'idea dell'86, se avessero fatto ciò avrebbero potuto solo venderlo senza farlo girare in radio, solo per accontentare i fan. È l'unica spiegazione che riesco a dare a tutto ciò. Per pubblicizzare il tour celebrativo dei 40 anni di 17 Re, dando ad un brano nuovo il nome di 17 Re, per passarlo in radio, senza escludere la possibilità di coinvolgere anche chi magari non mastica la loro musica e gli album storici. Non sono deluso perché quando determinati artisti, e in questo caso non parlo di tutti, quando alcuni artisti diventano negli anni ripetitivi, recidivi, non mi deludono più, perché resti deluso solo la prima volta. Quando poi le cose si ripetono, non ti meravigli più di tanto. Va bene così. Ci sono gruppi, artisti che decidono di far parte del mercato e altri che invece restano coerenti con la loro arte e la loro idea di musica. C'è chi decide di andare in radio, di vendere e quindi di condizionare e di farsi condizionare per una questione di mercato, e quindi di condizionare la propria musica e di farsi condizionare come artista, e chi invece continua tranquillamente a fare della propria musica una forma d'arte, e quindi fare musica come espressione d'arte. L'importante è star bene, se a Tizio fa star bene fare questo, se a Caio fa star bene fare altro, l'importante è star bene, che ben venga. Ovviamente questa è una mia impressione, una mia considerazione, ci mancherebbe altro. Per quanto riguarda il resto, qui tutto ok, forse nei prossimi mesi ci sarà qualche novità, io non mi sbilancio mai, ma ci sarà sicuramente qualche novità che annuncerò nelle pagine social, qui su questo canale, tranquillamente. Ok, un saluto e buona musica a tutti.